Pandemia, prima di tutto i dati, quelli sui ricoveri, sono incoraggianti, dice il governatore Luca Zaia. La curva si sta abbassando e l'andamento è ormai costante da 4-5 giorni. È un dato che ci fa prudentemente ben sperare. Dovremmo, speriamo, aver raggiunto una fase di stallo e iniziare l'inversione nell'infezione. La notizia del giorno è che molti dati dell'ultima settimana confermano l'ipotesi che il Veneto resti in giallo e non passi in arancione. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 18%, dell'area medica al 26%. Il modello dice che i ricoveri potrebbero scendere ancora. Se fosse così, restiamo ancora in giallo anche la settimana prossima su quella dopo. Ad oggi noi abbiamo parametri ragionevoli per dire che non andremo in zona arancione la prossima settimana. Lo scenario è cambiato, ci sono oltre 20.000 nuovi positivi al giorno, è vero, ma la stragrande maggioranza è asintomatica o con pochi sintomi. Ecco perché Zaia chiede di concentrarsi sui sintomatici. Infine, altre regioni hanno deciso di portare la fine dell'isolamento in farmacia con tampone di prima generazione. Oggettivamente il governo, il Ministero della Salute ci ha detto che farà una circolare, è 3 giorni che dice che farà la circolare, potete scriverlo anche nelle agenzie, speriamo che questa circolare si veda. A me ha garantito addirittura il Ministro che avrebbero affrontato il problema all'inizio di questa settimana, per cui penso che sia addirittura d'arrivo. Zaia è convinto che ci stiamo avvicinando a uno scenario gestibile del virus, per cui bisogna fare in modo di liberare i cittadini bloccati da regole che vorremmo semplificare.